Picchia, umilia e offende la moglie davanti ai figli, arrestato marito e padre padrone a un 60enne di Spinea, gli atti di violenza andati avanti per 28 anni. Denunciate anche in forma anonima l'appello reiterato dei carabinieri alle donne vittime di violenza domestica. Nel veneziano almeno 2 vittime al giorno si presentano all'ospedale. Primo step per proteggere la Basilica di San Marco dagli effetti dell'acqua alta, ancora pochi giorni all'entrata in attività di palloncini gonfiabili inseriti nel sistema di tubature sotterranee. Il reddito di cittadinanza, un pessimo segnale per i giovani, così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sul nuovo decreto del governo. Violenta deflagrazione nella notte fa saltare il bancomat della Banca di Cividale a Porto Gruaro, caccia i banditi fuggiti con un bottino non ancora quantificato. Inquinamento a Venezia, l'aria è irrespirabile pur se è rientrato l'allarme rosso fatto scattare dal piano antismog, la denuncia di un cittadino. Dopo il successo in Champions League, la Reyer di Walter De Raffaele si prepara alla prima del girone di ritorno del campionato di massima serie, domani trasferta a Torino. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. In primo piano la cronaca disumana ed inimmaginabile, così viene descritta la violenza perpetrata da un marito nei confronti della moglie, è una violenza che si è protratta per ben 28 anni. I fatti sono accaduti a Spinea, ieri pomeriggio l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Ha picchiato, umiliato, minacciato e offeso la moglie per 28 anni. L'ha fatto anche davanti ai figli, dinanzi ai quali ha offerto la peggiore immagine di sé. L'ennesimo caso di violenza domestica scoperta dai carabinieri ci porta a Spinea, all'interno di una famiglia che potremmo definire all'apparenza come tante, certamente estranea a situazioni di degrado. Ieri pomeriggio finalmente la donna è stata sottratta dalle grinfie del marito che negli anni l'ha percossa, aggredita fisicamente e verbalmente, l'ha sottoposta a umiliazioni frustranti e minacciata di morte. I carabinieri hanno arrestato l'uomo, un 60enne veneziano accusato di gravi maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali dolose. Le violenze contro la povera donna andavano avanti da decenni, eppure ai figli della coppia, uno di questi minorenne, non è stata risparmiata l'umiliazione di vedere la propria madre costretta a denudarsi e successivamente lasciata su un pianerottolo chiusa fuori dalla porta di casa. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e del Tribunale di Venezia sono riportati innumerevoli episodi accaduti fra le mura domestiche, episodi terribili e gravi oltre l'immaginabile, cui hanno fatto da contraltare reticenze e silenzi indotti proprio dalle minacce, estese probabilmente anche a vicini, conoscenti e parenti, che sentiti in qualità di testimoni hanno confermato lo stato aberrante di violenza che andava avanti almeno dal 1990. Il quadro è stato messo a verbale dai militari dell'Arma che hanno depositato gli atti alla magistratura. Ieri pomeriggio il 60enne è stato portato temporaneamente all'ospedale per la gestione dell'emergenza e successivamente in struttura adatta alla detenzione e alla cura. Impressionante il trend di violenza domestica in provincia di Venezia, ma i dati dicono che denunciare resta ancora uno scoglio insormontabile per le donne. Nella sede della compagnia dei Carabinieri di Mestre è operativa una stanza protetta dedicata alla prima accoglienza delle donne vittime di violenza. Sentiamo. È una stanza simile a quella che si può trovare in una qualsiasi abitazione, un divano, una scrivania, una piccola libreria con giochi per bambini, un ambiente familiare dove le vittime di violenza possono sentirsi più protette, dove ci si può rivolgere tranquillamente senza dover passare attraverso la formalità militare. Alla caserma dei Carabinieri, sede della Compagnia di Mestre, questo spazio è stato creato in collaborazione con i centri antiviolenza per agevolare l'accesso delle vittime di abusi fra le mura domestiche, che continuano ad essere preponderanti nelle statistiche delle violenze di genere. Sappiamo che mediamente 2 persone al giorno ricorrono alle cure sanitarie proprio per violenze subite all'interno delle mura domestiche, quindi parliamo di dati sicuramente importanti in Veneto e nella provincia di Venezia. Il caso aberrante di Spinea è la punta di un iceberg, i carabinieri lo sanno ed è per questo che l'Arma è protagonista sul territorio di incontri per la sensibilizzazione delle donne a denunciare, per se stesse e per i figli, protagonisti loro malgrado della violenza perché costretti a subire vessazioni e a soffrire per le umiliazioni inferte alla madre. Non è
è facile uscire allo scoperto, comprendiamo la difficoltà di denunciare, però oggi la normativa sui maltrattamenti in famiglia è una normativa che ci consente anche di intervenire d'ufficio, quindi direttamente e autonomamente senza che ci sia una denuncia, quindi basta ed è utile anche una semplice segnalazione effettuata da un appartenente al nucleo familiare, ma anche semplicemente un vicino di casa, qualcuno che ha assistito a un episodio. Basta dare il là. Una telefonata per fermare la violenza, perché non è normale che sia normale. L'importante è chiamare, l'importante è fare arrivare il messaggio in qualunque modo. Noi va bene anche un messaggio anonimo, una telefonata, qualsiasi segnalazione, nessuno deve sentirsi obbligato a dover riferire o fare, l'importante è segnalare il problema, ovviamente è compito nostro poi ricostruire la vicenda per cercare di trovare una soluzione. E continuiamo a parlare di violenza contro le donne, perché l'ultimo episodio arriva da Marghera, reiterati episodi di violenza fisica nei confronti della convivente per maltrattamenti. La Procura di Venezia ha indagato un cittadino tunisino di 30 anni e ieri l'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Marghera e portato in carcere. Il trentenne era già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e per la sua posizione irregolare sul territorio. Il provvedimento di custodia cautelare si è concretizzato al termine delle indagini svolte dalla polizia, dalle quali sono emersi indizi suffragati da testimonianze sui suoi comportamenti violenti nei confronti la compagna. Derubavano di bagagli e risparmi viaggiatori, in particolare provenienti dal nord Europa, nelle aree di servizio del tratto A14 marchigiano, utilizzando anche jammer per inibire la chiusura dei veicoli. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Fano dopo un'indagine durata qualche mese che ha permesso di individuare i presunti responsabili di una serie di colpi messi a segno nella seconda metà dello scorso luglio. Si tratta di marito e moglie, 40 anni e 42, residenti a Cona. I poliziotti sono riusciti a risalire ai responsabili dopo un certosino esame dei filmati dei sistemi di videosorveglianza degli autogrill e delle aree di servizio. Primo step per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Si tratta di palloncini gonfiabili sotterranei. Vediamo. Un sistema che si attendeva da tempo e che ora è realtà. Per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta saranno utilizzate delle specie di palloncini gonfiabili sotterranei inseriti nel sistema di tubature che collegano la parte del nartece, l'atrio, che tra la facciata esterna e le navate con il bacino, i cosiddetti gatoli creati a suo tempo in caso di allagamento da pioggia. Sono gli attuatori di valvole che separano dentro i condotti dell'acqua piovana l'acqua che viene su dalla laguna e la impediscono di entrare dentro la piazza e quindi poi dentro il nartece. Questo costituisce un isolamento idraulico che viene azionato quando la marea supera un certo livello. Il problema era emerso nella sua gravità lo scorso 29 ottobre, quando a Venezia si è registrata un'acqua alta da record che ha danneggiato gravemente pavimento e colonne per effetto della salsedine. Attraverso questo sistema, dunque, in questi giorni in fase di collaudo finale, l'alta marea sotto gli 88 centimetri non dovrebbe più essere un problema per la Basilica di San Marco. Quando queste opere saranno ultimate, questo fenomeno, che portava comunque numerosissime ore all'anno di allagamento della parte del pavimento del nartece, non ci sarà più e quindi noi avremo risparmiato circa il 70%. Non siamo contenti, vorremmo arrivare al 100%, però intanto abbiamo tolto il 70% delle ore in cui il nartece viene allagato dall'acqua salata. L'idea è nata 2 anni fa, quando si stava realizzando il progetto e la messa in opera dei lavori per proteggere l'intero corpus della Basilica, e il progetto è stato donato direttamente dal procuratore. Ancora però non basta. L'acqua alta ancora avviene perché il progetto di impermeabilizzazione della piazza non c'è ancora la realizzazione dell'impermeabilizzazione, che dovrebbe essere
a 110 cm l'acqua distante, questo l'acqua entra fino, San Marco sarà protetta fino a 88 cm, dopo ci sarà un secondo step fino a 110, oltre 110 dovrà funzionare il Mose. Questo è l'attuale programma generale della linea di difesa verso San Marco. L'importante è cominciare, abbiamo cominciato, prima eravamo sotto acqua a 66 cm, adesso tra qualche giorno saremo sotto acqua solo a 88 cm. Sembra poco, ma i centimetri a Venezia contano. Torniamo a parlare ora di reddito di cittadinanza. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si dice scettico sul provvedimento. I soldi, dichiara, sarebbe meglio investirli sul lavoro. Mentre il reddito di cittadinanza diventa realtà, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro esprime la sua opinione, o meglio i suoi dubbi in merito al decreto, che ritiene non sia un buon messaggio da lanciare soprattutto ai giovani. Sul reddito di cittadinanza sono molto scettico perché penso che non è il segnale giusto che va dato ai giovani. Io sono convinto che sarebbe stato meglio mettere i soldi sul lavoro, però siccome magari hanno idee particolarmente nuove che io non conosco, è giusto dare fiducia e aspettare il provvedimento. Temo che sarà un provvedimento pesante perché butteremo via molti soldi e soprattutto daremo un pessimo segnale ai giovani. Ma il primo cittadino non sembra nemmeno molto convinto del provvedimento sulle pensioni a quota 100. È vero che se uno può andare in pensione prima lo utilizzerà e fa bene, non so quanto ci costerà e se sarà sostenibile negli anni, per cui francamente ho anche lì diverse perplessità, però va visto il provvedimento. Io ero per abbassare le tasse e per dare grande spazio al mondo del lavoro. Per certi versi mi sembra si sia andato nel verso opposto, però ripeto, è una impressione, bisogna leggere i documenti e poi eventualmente ci esprimeremo con un po' di più precisione. Volto imberbe ed atteggiamento apparentemente innocuo, sperava di farla franca, invece non è scampato alla rete di controlli messi in campo nelle ultime settimane a Venezia dai carabinieri per contrastare il fenomeno della microdelinquenza giovanile. Nei guai è finito un sedicenne di Mestre fermato ai Tre Archi nel sestiere di Cannareggio, sorpreso con 17 dosi di marijuana e 120 euro in contanti, verosimilmente provendito della vendita dello stupefacente. La successiva perquisizione estesa a Mestre, all'abitazione in cui il ragazzo vive con i genitori, ha consentito di recuperare e sequestrare altri 850 euro in contanti, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. A Portogruaro, ora, dove la banda del Bancomat ha colpito ancora boato nella notte. Un boato fortissimo e poi l'assalto che, cronometro alla mano, è durato una manciata di minuti. La banda del Bancomat è tornata a colpire nel veneziano e stavolta ad essere preso di mira è stato lo sportello della banca di Cividale in Borgo Sant'Agnese. Il colpo è andato a segno alle 4 della scorsa notte, quando la deflagrazione prodotta dall'esplosivo ha buttato giù dal letto i residenti della zona, che hanno chiamato i carabinieri. I banditi sono stati rapidissimi, il tempo di arraffare il maggior quantitativo di denaro possibile, poi via, veloci, a bordo di un'auto di cui si sono perse le tracce. Immediatamente è stato fatto scattare il dispositivo delle ricerche, che si sono estese nelle zone fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di novità fino ad ora non ne sono arrivate. I militari della compagnia di Portogruaro, che conducono le indagini, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per verificare se vi siano elementi utili all'identificazione della banda. Resta da quantificare il bottino recuperato all'interno della cassa Bancomat, che, visto l'approssimarsi del weekend, potrebbe essere di una certa consistenza. Due camerunensi residenti in Italia sono stati denunciati per tentata truffa aggravata in concorso. I due sarebbero i responsabili di episodi truffaldini legati alla presunta moltiplicazione delle banconote. È stato grazie alla denuncia circostanziata presentata da un commerciante cinese con attività a Marcon che i carabinieri sono riusciti a predisporre una trappola e a cogliere sul fatto i due truffatori, proprio mentre questi ultimi esibivano l'attrezzatura idonea a moltiplicare le banconote, in realtà semplicemente fotocopiate e destinate ad essere consegnate alla vittima, che aveva invece dato loro 15.000 euro in contanti dietro la promessa di vedersene restituire ben 45.000. E ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in onda con il telegiornale dedicato alla provincia di Venezia. Torniamo a parlare dell'allarme smog con la denuncia di un veneziano residente in zona Rio Novo. Dopo una settimana calda dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico con l'allarme rosso e l'attivazione del piano antismog, arriva la denuncia di un veneziano residente a Rio Novo sulle pessime condizioni della zona. Dati alla mano, dichiara, verificabili attraverso la centralina ARPAV fatta installare 2 anni fa. Ha dato dei risultati veramente impressionanti con valori di diossido di azoto anche 7 volte il livello medio anno stabilito per legge. Quindi una situazione veramente preoccupante che nonostante le diffide a tutte le autorità a livello nazionale, alla Commissione Europea, a Carmen Novella, all'UNESCO, nessuno ad oggi ha fatto un provvedimento per tutelare la salute dei cittadini, nonostante anche ci sia stata un'interrogazione da parte della municipalità di Venezia al sindaco, un'interrogazione urgente che ad oggi non ha ancora avuto risposta. Adesso abbiamo anche i dati ufficiali del 31 dicembre, però provvedimenti non se ne vedono. I numeri, continua Mozzato, sono impressionanti. Rio Nuovo conta circa 3.000 natanti al giorno che transitano, prevalentemente senza controllo della velocità, con eccesso di rumori e con un inquinamento che è praticamente il 30% superiore addirittura a Milano, come i dati del 15 gennaio scorso, che hanno portato a un parametro di 282 microgrammi al metro cubo di diossido d'azoto contro la media che sarebbe 40, e non è la prima volta che Venezia ha i livelli più alti di tutto il Lombardo-Veneto. Ecco perché la richiesta all'amministrazione è quella di intervenire in maniera tempestiva. Chiediamo, per tutelare la salute come sarebbe doveroso con l'intervento del sindaco, una ZTL, una zona a traffico limitato, che chiuda il Rio finché non si decida finalmente di cambiare i motori vetusti che hanno anche mezzi Verità e la CTV. Quindi una situazione veramente allarmante. Ha firmato per oltre 30 anni le ultime parole famose, la vignetta della penultima pagina della settimana enigmistica, con un titolo diventato di uso comune nei discorsi degli italiani. Mario Bortolato, in arte Bort, è morto la scorsa notte a 92 anni ad Alessandria. Nato a Salzano, in provincia di Venezia, Bort si era trasferito prima a Voghera, poi in Piemonte. Laureato in giurisprudenza, aveva esordito negli anni 50 sul periodico satirico Marco Aurelio. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo ad Alessandria. Ed ora lo sport, basket. Dopo il successo in Champions, la Reyer di Walter De Raffaele è pronta a scendere di nuovo in campo. Domani per il campionato di Serie A l'attende Fiat Torino e sarà una partita tosta, vediamo. Andiamo ad incontrare una squadra che è Torino, che è una squadra profondamente cambiata rispetto a quella incontrata all'andata, ha subito molti cambiamenti nel roster, è una squadra che sta lottando per rimanere nella categoria. Gambe e spalla pronti via, l'Umana Reyer in viaggio verso Torino per la trasferta di campionato contro Fiat dopo il successo ottenuto in Champions League. Inizia il girone di ritorno e l'incontro è tutto in salita. Noi credo che in questo momento dobbiamo preoccuparci, non voglio dire non preoccuparci dell'avversario, ma certamente dobbiamo mettere molta più attenzione su quello che è il nostro modo di essere, e quello che io voglio vedere a Torino è certamente il proseguire sulla strada che abbiamo mostrato a Tenerife. Tradotto: grande solidità mentale per tutti i 40 minuti, molta attenzione e tanta disponibilità, che possono essere elementi importanti sia per il campionato che per la Coppa. Avere una solidità mentale come si è mostrata a Tenerife credo che sia un buon viatico per sapere dove dobbiamo andare e quale strada percorrere. Si riparte con uno sguardo alla classifica, che a inizio 2019 vede Reyer al terzo posto, preceduta da Armani Milano e Sidigas Avellino. Era l'ultimo servizio da Venezia, grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà una bella giornata di sole sul Triveneto. Nel dettaglio, sul Veneto ci attende una giornata festiva all'insegna del sole. Il tempo dunque sarà asciutto e stabile su tutti i settori e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota.
Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi. Massime comprese tra i 2 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori e il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Più nubi invece sui rilievi alpini, ma senza nessuna conseguenza. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi. Massime comprese tra i 3 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove sarà il sole a prevalere. Non si escludono locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 gradi. Massime oscillanti tra gli 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.